Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bene a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Mercato Batman napoletano. Allora, vai giù. In questo video andremo a parlare di Fiorentina-Atalanta, della partita che si è andata a terminare alle 22:40, se non mi vorrei sbagliare. Ora sono, momento che lo sto registrando, sono le 23:30. Scusate se è arrivato il video un po' più in ritardo, ma sono appena tornato a casa, cioè mi sono appena cambiato, io mi sono messo in pigiama, ma vabbè. Allora, scusate, allora vai giù. Partita finita 1-1. Squadre che sinceramente vai giù non avevano più niente da dire, forse un po' l'Atalanta aveva qualcosa da dire a livello Europa, però in generale nessuna delle due aveva più da dire più di tanto al campionato di Serie A. Perché una, come ho già detto, è quasi confermata in Conference League, bisogna vedere, cioè anzi no, è confermata in Europa League, se non mi sbaglio. Stavo dicendo perché bisogna vedere la 38esima, però forza dell'abitudine a stare 38 più di 38 settimane a pensare alla Serie A. Mi sono confuso, scusate. Vabbè, probabilmente Europa League, cioè, scusate, Conference League confermata. Fiorentina, salvezza, tra virgolette, a malincuore per i tifosi della Fiorentina. ehm, salvezza fatta, riuscita. La Fiorentina ora deve dire cosa fare l'anno prossimo, ma giù. Vedete come ve lo dico, la Fiorentina da proprio ci vuole tutto l'anno prossimo, perché non si può fare la squadra che ha fatto 3 finali di Conference League, 3 ne ha fatte, 3, ok? Non una, 3. Quindi vai giù. La Fiorentina, tifosi fiorentini, fatemi sapere se ho ragione oppure cosa ne pensate voi di questa partita, no, del campionato in generale della Fiorentina, che tra l'altro arriveranno 20 contenuti proprio di tutte le squadre di Serie A su come sono andate quest'anno. Vabbè. Poi vanno al gol. Vanno al gol per la Fiorentina, piccoli, che tra l'altro forse ha superato anche la doppia cifra, vai giù, non mi vorrei sbagliare, non vorrei dire una stupidaggine, ma forse l'ha pure superata la doppia cifra, dopo devo andare a controllare. Tra l'altro un mio amico, pure perso il fantacalcio, però lui non lo fa insieme a me, lo fa da un'altra, cioè proprio da un'altra parte, dall'altra fantacalcio, un'altra cosa. Vabbè, ha perso il fantacalcio per il gol di Piccoli. Lo stava vincendo, poi l'ha perso per un gol. E questo. Poi va giù. C'è stato anche, tra l'altro l'Atalanta, se vogliamo parlare sinceramente, non ha giocato tanto buono, eh. Non è che ha giocato chissà che, infatti per pareggiare questa partita doveva sperare in un autogol e per vincerla in un colpo di fortuna. E questo autogol è arrivato, se non mi sbaglio al 50esimo o al 60esimo, non mi ricordo. Vabbè, autogol di Pietro Comuzzo. Alcuni dicono che è forte, Comuzzo. Ma io non avevo tutta questa forza, eh. Poi giù, ditemelo qua sotto nei commenti. Ma per me, sì, è un giovane un po' promettente per la difesa dell'Italia, abbastanza promettente, però tutta questa forza è un po' sopravvalutato, Comuzzo. Tutta la forza che gli, che gli danno, che gli danno, sì, che
è un po' esagerata, eh. Non sto dicendo, ma io non sto dicendo che è una scherzo, sto dicendo che è un po' sopravvalutato, lo è. Vabbè, dai giù, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di commentare con un vostro piccolo pensiero sulla partita tra Atalanta e Fiorentina. Vabbè, adieu, ci rimaniamo, ciao.